Amici, ben ritrovati. Oggi vi raccontiamo la chiesa e attualmente teatro di Santa Chiara e il relativo convento. Nel 1446 il predicatore francescano Alberto da Sarteano fondò qui, sui resti di un vecchio ospedale, un convento ed una chiesa annessa intitolati alla Santa di Assisi, Santa Chiara. Era un convento femminile di suore affidata alla tutela spirituale dei frati francescani osservanti che risiedevano in San Giuseppe, poco più a sud. Durante il Settecento il nobile Ascanio Girelli, architetto dilettante, progettò e realizzò all'interno del convento di Santa Chiara una meravigliosa scalinata, una vera e propria macchina architettonica che parte da una grande rampa centrale con balaustre e poi si biforca in due ali opposte che infine si ricongiungono di nuovo al di sopra di un portico con colonne e trabeazioni. Ma dove porta questa maestosa scalinata? Da nessuna parte, è semplicemente una scenografia teatrale fatta per stupire e meravigliare e priva di qualunque aspetto utilitaristico. Prima trasformata in collegio gesuita, poi parzialmente distrutta e trasformata in caserma, oggi la chiesa di Santa Chiara è un teatro, mentre il relativo convento ospita la facoltà di economia dell'Università degli Studi di Brescia. Ci siamo spostati all'interno di quello che una volta era il convento di Santa Chiara. Chi tan, chi poc, tuc i patessa un po'. Questo è il detto di oggi, lo scopriamo tra poco, restate con noi. Di nuovo in nostra compagnia, grazie, chi tant, chi poc, tuc i patessa un po'. È proprio vero? Andiamo ad ascoltare il parere dei bresciani. Chi tanto, chi più, chi meno, più viene il momento in cui deve patire. Questo è vero secondo lei? Purtroppo sì. Durante la vita sì, salta fuori che... Quando poi si è un po' vecchietti diventa verissimo, sì. La signora Lara è a passeggio, ci ha detto che è di Roma ma è da tanti anni che sta qui a Brescia e allora insomma vediamo se ha assorbito un po' del nostro bresciano. Signora Lara, chi tant, chi poc, tuc i patessa un po'. Chi tanto chi poco, tutti, però il resto non lo so. Qualcuno che la può aiutare? Chiediamo l'aiuto a casa? No, perché a casa no, c'è il cane che è qui con me, ma non credo che mi possa aiutare. Tanto che poco, tutti patiscono un poco. Complimenti! Io non capisco, ma lei lo parla troppo bene il bresciano. No, ma pure lei lo parla bene, almeno lo capisce bene. Ma lo capisco. Sì. Oh, ma non, se lo devo parlare non riesco a parlare però. Chi tanti pote ci patisse un po' a causa delle mancanze che non ci sono, le robe che mancano così, Però... secondo me, però chi tanti pochi patisse di più che una poca. Tu stai un po' soffrendo in questo istante. In realtà sono più felice che soffrendo, nonostante le apparenze, però... Bene, laureato in economia, che prospettive ci sono adesso Mattia? Andare avanti a studiare, Dai. ho fatto la triennale e vado avanti. Bene, in bocca al lupo. Crepi. In compagnia della neolaureata a cui va il nostro applauso, un bel applauso. Manu, riprendi lì gli amici e i parenti, sono in tanti, Tantissimi. Bisogna offrire la cena a tutti stasera. Senti Nico, chi tanchi poche, tuc i patessa un po'. Ti capita? Molto. Oggi no. Tutti patiscono. Oggi tu no, dai. Oggi no. Beh, magari prima della discussione hai patito un po' della discussione della tesi. Sofferenza. Beh, ci sta, no? Poi tutto bene. Sì, tutto benissimo. Va bene, ok, non si ricorderà più nulla di questa cosa. È vero. Uno di quelli? Certo, sì, anche i ricchi patiscono. C'era quella famosa telenovela, anche i ricchi piangono, se la ricordi? È vero, si lamentano e piangono. Sì, e perché patiscono i ricchi? I ricchi patiscono per malattie, non per i soldi. Prego? Perché hanno paura che gli portino via i soldi, cavolo. Altrimenti dopo è Piessiori. Grazie, mi raccomando custodite Piazza Loggia. Stai tranquillo che controlliamo tutto e la custodiamo bene. Bene. Bene, allora chi tan, chi poc, tuc i patessa un po'. Chi più, chi meno. Tutti noi abbiamo un po' le nostre piccole o grandi sofferenze, speriamo piccole. Grazie amici per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima. Ciao, arrivederci.